le Alpi come un unico territorio da sviluppare in maniera unitaria e sostenibile. Questo è l'obiettivo della Convenzione delle Alpi che riunisce 8 stati alpini e che si è riunita in questi giorni a Cortina. Sul piatto tanti argomenti: la green economy, le attività dei vari gruppi di lavoro, dalla demografia alla gestione del patrimonio naturale, ma soprattutto si è parlato di turismo. Tema caldo nella Regina delle Dolomiti. Sabato si riprende a sciare. I dati cortinesi segnano valori positivi. Lo statuto regionale concede autonomia al bellunese in materia, ma resta la concorrenza, da alcuni definita sleale, dei territori vicini. Dobbiamo però ricordare che la montagna non vive sempre delle stesse condizioni. Cortina è una realtà inserita nel territorio veneto, compressa da due realtà cosiddette a statuto speciale come il Trentino e il Friuli. Ecco, vorremmo che invece le genti di montagna avessero le stesse opportunità di crescita. Pari opportunità, ma senza sfruttare o svilire il territorio. Uno dei punti di forza per il rilancio dell'economia nell'arco alpino è la green economy. Esempi di successo sono a Trento, Bolzano, in Austria, ma anche nel bellunese. Cortina d'Ampezzo già da anni è impegnata in quello che è lo sviluppo ecosostenibile. Siamo riusciti a implementare la frazione riciclata rispetto a quella secca, portandola ad un 62%. Altro riconoscimento che ci è stato dato dal CEV in questi giorni è l'attestato di comune 100% utilizzante fonti elettriche che provengono da fonti rinnovabili. La presidenza della convenzione resterà in mano italiana fino al 2014, l'occasione per portare a casa qualche risultato, ma attenzione, nessuno si aspetti risultati immediati o interventi concreti. I trattati internazionali sono degli strumenti importanti di negoziato, di scambio di esperienze, di messa a punto di strumenti giuridici di medio e lungo termine. In genere non hanno ricadute immediate sul territorio, ma sono strumenti potentissimi per poter mettere in campo scelte nuove, nuove attività.